Dal 94 svolge anche attività di insegnamento all'interno del carcere di Rebibbia. Questa è la sua opinione sulla nave Aquarius. Io stesso, devo dire, con Realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Daloia di un libro 8 giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo, da tutta la vita mi occupo di comunicazione. La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio fra gli strumenti di comunicazione elettronici, ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, è il più vicino, è il più caldo. La radio è personale, la radio arriva dappertutto, arriva mentre uno guida, mentre uno lavora, mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante, oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono amiche, ma alcune radio sono più amiche di altre. Questa radio è importante, è una radio intelligente, è una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito ad aiutarla, io vi invito ad abbonarvi a RPL, perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati. Va ora in onda Filo Diretto. Preferisco. Benissimo. Allora, grazie mille per essere qui e dico, mi fa molto molto piacere vedere che in una città che è un po' pigra come Como, poi quando gioca all'Inter oltretutto, di solito siamo in 3 per una conferenza, cioè i 2 che parlano e uno, che di solito è uno che probabilmente, non so, il figlio, il fratello, così questo tipo, e quindi già la sa bene. E insomma, vedere che c'è così tanto interesse per un tema, oltretutto, che qualche incauto pensa che sia, diciamo, appannaggio di poche persone, perché qui a Como, sempre quando mi dicono ma guardate che insomma il Green Pass crea problemi, e il Covid e le cose, no, ma qui a Como 94% vaccinati, quindi non frega niente a nessuno. Sarà, non frega niente a nessuno, ma evidentemente qualcuno c'è, anche perché non è una questione di chi è vaccinato e chi non è vaccinato, come cercheremo di spiegarvi. È una questione di libertà e di palla di neve, cioè quello che inizia con una cosa che sembra innocua e tutti pensano ma vabbè, pazienza, ma cosa vuoi che sia, no? È similare, anch'io per un certo periodo l'ho pensato, quindi faccio mea culpa, ma come voi sapete io mi occupo di economia, non necessariamente avevo le conoscenze o avevo studiato parte dell'argomento in modo tale da poter capire dove si stava andando prima, cosa che invece con l'economia magari mi veniva un pochettino meglio. Ma d'altra parte comunque anche con l'euro, non è che sono nato imparato, quando l'euro è arrivato non avevo sospetti, ecco, che sarebbe stata la fregatura che poi si è rivelata. E comunque in ogni caso sono contento che siate qua e sono contento perché così almeno facciamo bella figura anche con una graditissima ospite che non sempre la vediamo qua, no, per fare conferenze a Como, però la vediamo sempre in televisione combattere per
i diritti delle persone è un brutto lavoro quello di combattere per i diritti, no? Perché si passa sempre per antipatica, per controcorrente, per così via, mentre invece in studio c'è un coro di persone che dicono tutto il contrario, che dicono che ti danno della matta, che ti danno della Novax, che ti danno insomma le cose sempre più strane. Invece lei spiega con una certa qual pazienza che ci sono numeri, dati e diritti. I diritti sono una cosa e sono indipendentemente dai numeri, ma in questo caso, e poi io cercherò di dare una mano alla narrazione, cerchiamo infatti di passarci la palla io e lei, perché ci sono dati e numeri che senza essere il virologo da televisione basta leggerli per capire che qualcosa non torna. E sulla base di questo qualcosa che non torna, lo Stato diventa sempre più invasivo nelle nostre vite, con un'indifferenza, con una tranquillità che lascia sbalorditi, perché quando si tocca per esempio il diritto al lavoro, in condizioni normali uno non dovrebbe nemmeno pensarci. La nostra Costituzione è permeata dal diritto al lavoro. Eppure sparisce, perché invece diventa secondario rispetto a qualcosa, e questo qualcosa esiste davvero, cioè vale a dire, chi va a lavorare mette in pericolo qualcun altro? Sì o no? E quello che sta succedendo di giorno in giorno è normale. Maria Giovanna ha scritto l'ultimo suo libro, Italiani dannati, perché c'è un inferno in cui alcuni italiani si trovano e altri italiani non sono ancora consci di esserci esattamente in compagnia loro. Ma pensate soltanto, vi faccio un esempio fra tanti, e poi lascio subito la parola a Maria Giovanna per spiegare che cosa ha voluto dire o cosa ci vuole raccontare con questo libro. Quanta gente voi avete visto bella, contenta? Io ho visto gente che baciava il suo Green Pass. Arriva il Green Pass, così, ma non lo sto dicendo per dirvi una sciocchezza, baciava il Green Pass, perché con quello si sentivano superiori, perché con quello si sentivano finalmente razza eletta, perché con quello si sentivano finalmente riscattati da una vita mediocre, fastidiosa, invece finalmente qualcuno riconosce che io sono messo meglio degli altri. Erano messi benissimo e baciavano il suo Green Pass e improvvisamente, da un giorno con l'altro, quel Green Pass che valeva 12 mesi è diventato 9. È come Cenerentola quando la carrozza gli diventa la zucca. C'è della gente che ha avuto degli shock. E dice, no, ma come? Il mio Green Pass scade, adesso scade, che cosa faccio? Allora qualcuno e gli dicono, ma devi fare la terza dose. Allora sono fiondati, no? Devo fare la terza dose, faccio anche la quarta, basta la sesta, basta che mi danno il mio Green Pass. Arriva e gli danno la prenotazione fra un mese. E io cosa faccio adesso? Per 4 giorni, 5 giorni sono via, sono fuori dalla società, perché ho controllato, mi scade 10 giorni prima che il momento in cui io potrò fare la mia terza dose. Cioè istantaneamente, guardate, quello che doveva essere il fiero partigiano, l'eroe, il cavaliere, così questo tipo subito in ginocchio perché gli viene negato il premietto. E a quel punto forse uno si rende conto che non è più diventato un cittadino, ma è diventato uno schiavo. E a fronte di questo, se uno non capisce che il problema sta tutto lì, cioè nel momento stesso in cui io penso di avere dei diritti perché, e non sono i diritti perché, i diritti sono e basta. Se io ho un diritto, se sono buono, non è più un diritto, è una concessione, e la concessione la fa il signore allo schiavo. E uno che è entrato in questo loop, prima o poi dovrebbe immaginare che se cambia il principe non c'è limite alle cose che ti possono chiedere per avere il tuo diritto. Perché se il diritto è subordinato a qualcosa
questo qualcosa viene deciso da un altro e al momento noi possiamo pensare che sia impensabile, ma domani potrebbe tranquillamente succedere che uno toglie il tuo diritto perché, che ne so, hai votato sbagliato, perché sei entrata nella cabina elettorale, c'è il voto elettronico, ho visto che cosa hai votato, no, hai votato sbagliato, amico mio, quindi niente, fino a che non vieni rieducato. Cioè io estremizzo, ma guardate che ci sono delle cose che potrebbero tranquillamente essere, cioè guardate la cosa che ti avevano detto, che il Green Pass serve per la privacy, perché non ti dice se tu hai fatto il tampone, non ti dice se tu sei guarito e non dice se tu sei vaccinato, no? Cioè questo è stato così congegnato in Unione Europea, in modo tale da poter far sì che nessuno sapesse se uno era vaccinato o meno. Quanto è durata? È durata pochissima, perché adesso c'è il Super Green Pass, e il Super Green Pass è ovvio per funzionare, significa molto banalmente che lo stesso programmino con cui leggono il Green Pass adesso legge se sei vaccinato oppure se hai fatto il tampone. Se hai fatto il tampone diventa rosso, se invece sei vaccinato diventa verde. Quindi non è così assurdo pensare che domani dicono che cosa hai fatto, che cosa hai votato, che cosa hai scritto, che cosa hai detto e a quel punto possa cambiare, perché noi pensiamo che siano dati riservati, ma i dati sono riservati finché il principe vuole che siano riservati. Domani sono pubblici. Se sei in rosso, se sei in ritardo con le rate, hai preso il mutuo e poi te ne hai saltate 2? No, cattivo cittadino, ecco che diventa rosso. E diventa rosso come il libro di Maria Giovanna che ci spiega questo inferno e io le lascio volentieri la parola. Grazie. E l'ho fatto. Ora va bene? Ok, buonasera e grazie di essere qui. Anzitutto di aver avuto la pazienza di aspettarmi, vedete che cammino con le stampelle, spero ancora per poco, spero che il mio ginocchio si sistemerà presto. Mi ha fatto molto piacere venire qui, e intanto perché qui c'è Claudio che è un amico molto caro per me e perché ha un modo di fare politica che è in sintonia totale col mio modo di pensare la politica e siccome non è una cosa frequente da trovare negli ultimi tempi, la politica ha perso di forza, ha perso di smalto, la governabilità ha soffocato la rappresentanza e anche di questo ci accorgeremo molto presto. Lui che a modo suo è un ribelle, sia pure esercitando anche tanta autodisciplina, mi piace molto perché è l'unico modo che abbiamo di resistere, termine che uso con qualche fatica perché in Italia se ne abusa, resistenza e resistere, però è questo che intendo dire, questo è un momento in cui è necessario resistere. Intanto mi scuso perché questa è la presentazione di un libro senza il libro, solo queste 3 copie perché a Milano è uscito martedì, a Milano mi dice Mondadori che è esaurito, 1 o 2 copie in qualche libreria. Qui a Como o non è arrivato, l'hanno già venduto, la libreria Fettinelli ha detto noi non abbiamo copie e quindi vi devo chiedere se vi interessa di comprarlo, costa meno di 10 euro, 9,99 euro. Ho voluto un prezzo popolare, lo potete trovare in libreria, spero nei prossimi giorni, e online su Amazon, il famoso Amazon che se ne frega giustamente dei guai economici del mondo ed è diventato ancora più ricco. Quelli ce l'hanno e ve lo mandano in un giorno, sta qui la forza del mercato. Avevo scritto nel mese di maggio un libro che si chiamava I dannati del Covid, nel quale avevo raccolto 12 storie perché sapete, a forza di andare in televisione a parlare sempre, ahimè, dello stesso argomento, questo è l'altro lato della vicenda del Covid, serve anche questo stato d'emergenza a evitare di parlare d'altro e l'altro potrebbe essere un altro molto pericoloso rispetto a quello che ci può accadere. Come nazione intendo, come potenza nel mondo, non so che numero siamo adesso di potenza nel mondo, Claudio, lasciamo perdere. Ottava tendenzialmente, siamo stati la quarta, ma insomma. Ho detto a un certo punto, per salvarmi la vita e la coscienza, vediamo di raccogliere un po' di storie di quelle che ho ascoltato in questo anno e mezzo e le scrivo, perché le storie sono fatte di morti,
a cui i sopravvissuti non sanno dare una spiegazione, di malattie che non sono più finite, di licenziamenti, di fallimenti, di usurai. E quindi ne ho raccolte un po' e le ho messe insieme. E mentre credevo all'inizio che fossero delle storie estreme, ho capito che erano delle storie banali, cioè uguali a quelle che sono accadute in tutta la nazione e in tutto il mondo. C'è la povera ragazza che cerca disperatamente di far ricoverare il padre all'inizio e non lo vogliono ricoverare perché dicono che ha soltanto un'influenza e poi finalmente quando se lo portano via non lo vedrà mai più. C'è il medico di Napoli che i primi mesi al Cardarelli lavora senza nessuna protezione perché nessuno ne sa niente, poi si ammala, va a finire intubato e va in coma, intubato, resta in coma, intubato per 5 mesi e ora sta imparando a parlare, lo stanno rieducando a parlare di nuovo. C'è quella poveretta che se lo prende 2 volte il Covid, con in mezzo un long Covid, cioè una grande sofferenza, poi si riammala e nel frattempo supera i giorni previsti dagli accordi sindacali per non essere licenziati e viene licenziata. E quindi c'ha tutti i possibili 2 Covid, licenziata con 2 figli. E così via. C'è quello che aveva appena avviato un bellissimo bar e se lo sono spolpato vivo gli usurai. C'è anche c'è la storia del povero, professore ricercatore Zambon, al quale hanno commissionato come Organizzazione Mondiale della Sanità la storia di come è andata qui col Ministero, col piano pandemico, come si sono organizzati, uno scandalo incredibile, tenuto soffocato. Lui trova tutti gli elementi, li consegna all'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'unica cosa che gli sanno dire è di mangiarselo questa relazione, di mangiarsela perché non piace al Ministro e non piace al funzionario del Ministero dell'Organizzazione Mondiale, Ricciardi, che lavora col Ministro. Tutto così, tutto così. E c'è una storia che ho messo anche qui, si chiama Mariuccia, a cui tengo moltissimo perché si tratta di una signora di 97 anni. La signora di 97 anni, la nipote, che la ama moltissimo, la va a estirpare dal paesino in Calabria e dice no, me la porto a Roma perché così non ha problemi, la controllo io, qui si ammala, qui non c'è assistenza. Lodevole intento, si ammala perché si ammala facendo un giro, perché la donna di servizio si ammala, insomma si ammala, 97 anni spacciata, no? E lì la nipote, che è una ostinata, dice no, non ci va in ospedale mia nonna, non va a morire sola in ospedale, attrezza una specie di ospedaletto da campo in casa, ricorre quasi clandestinamente, perché stiamo parlando ormai di quasi un anno, ricorre quasi clandestinamente a dei medici che dicono non è vero che è solo tachipirina e vigile attesa. Io non l'ho potuti citare questi medici nel libro, perché non si può, perché rischiano. Hanno detto per favore non ci fai un piacere a citarci, ci rovini la carriera, ci radiano. I medici vanno lì e le danno le terapie che è necessario dare, le danno il cortisone, le danno l'antibiotico, le fanno dei trattamenti per alzare le difese immunitarie, autoinfusione, ozono e poi 3 giorni dopo, sempre 2 giorni, sempre semi-clandestinamente, vanno all'Università di Tor Vergata e le fanno i famosi anticorpi monoclonali. Bene, 7 giorni e la signora 97enne è guarita, sta bene a casa della nipote. E quindi raccolgo tutte queste cose, ho citato gli anticorpi monoclonali perché sono qualche cosa che non viene utilizzato. All'inizio dico, però la campagna di vaccinazione sta andando avanti in modo rigoroso, però tranquillo, senza obbligare nessuno. Per fortuna c'è un militare che sa come fare la logistica, prima avevamo un incompetente in più di qualche odore anche di corruzione, eccetera, eccetera. Appena esce questo libro, che era a giugno, cominciano a venirmi dei dubbi di aver fatto un'operazione superficiale e ottimista non perché io non sia ottimista, io resto sempre ottimista. La mattina c'è sempre qualcosa che mi metto davanti e me la faccio piacere. Però mi stava venendo intorno una realtà che non mi piaceva. Perciò ho chiesto all'editore di ritirare il libro, qualcosa che in genere gli autori non fanno, ma tant'è. E ho tolto qualche cosa che era vecchia e ho scritto 3 capitoli nuovi. 3 capitoli nuovi, il primo si chiama Libertà, il secondo si chiama Contro il ricatto del pensiero unico, il terzo si chiama I ragazzi di Trieste. Che cosa volevo scrivere? Cerco di spiegarmi. Io la penso esattamente come la pensa Claudio Borghi su quello che ci è accaduto in questi 2 anni e credo che vaccino sì, vaccino no,
al di là della liberissima scelta di vaccinarsi o no, sia il falso problema intorno al quale ci hanno stretto un cappio. Perché quando è incominciata la pandemia non ne avevano la minima idea, e certo non avevano un piano pandemico, e certo eravamo reduci di anni di austerity, occhio che la rinominano come se fosse una roba molto, molto cool, molto forte, molto figa. Avevano fatto un taglio che hanno rifatto anche ora, correggimi Claudio se sbaglio. Il bilancio di quest'anno non contiene aumenti della spesa sanitaria, al contrario contiene ancora tagli. I tagli che avevamo avuto negli anni scorsi hanno portato non solo a una riduzione delle unità intensive, ma proprio a una diminuzione degli ospedali. Se andate a cercare, ci sono dichiarazioni, che ne so, del governatore Emiliano, che è uno molto rampante, il governatore della Puglia, il quale dice che si credono che gli tengo tutti questi ospedali, sono pazzi, io chiudo, e quindi hanno chiuso, non avevano uno straccio di piano pandemico. Che cos'è un piano pandemico? È un piano che ogni nazione ha nel caso che succeda qualche cosa di inaspettato, cioè come reagire a un'emergenza inaspettata. C'era il piano pandemico? No, nelle cantine del Ministero della Sanità, io lo continuo a chiamare sanità, sapete perché? Perché la salute è mia. E lo Stato mi deve garantire l'assistenza sanitaria, la sanità, in cambio delle tasse che pago, e quasi sempre tutti hanno un'assicurazione, perché evidentemente non è più così, ma la salute è mia, e qui c'è tutta la storia che si rimana proprio da questo, da ritenere di essere i proprietari della salute e della nostra salute e del nostro corpo. Insomma, piano pandemico non ce n'era, vagolano tra le bugie, abbraccia un cinese, mangiati uno spring roll, beviti una birra col cinese e anche con gli altri sui navigli, tanto non è contagioso, a malapena un'influenza. Io ho ricordato l'altro giorno in studio il primo dibattito sul Covid, era la fine di gennaio, fine di gennaio del 2020. Ci siamo seduti a una trasmissione che si chiama Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, e hanno cominciato, c'era un medico che era il professor Di Perri di Torino, che era taciturno, e questo era lodevole, perché la sua essere silenzioso voleva dire non ho capito ancora niente, almeno. C'era un medico invece romano, i romani sono fatti così, che diceva tutte sciocchezze, tutte cazzate, tra qualche settimana ci rivediamo qui, siete dei terroristi, questa è una roba da niente. C'era il politico comunista, anche lui di turno, che diceva che io ritenevo che la pandemia stesse arrivando perché volevo cacciare i clandestini, perché ce l'avevo con i clandestini. E io dicevo, guardate, sarebbe una cosa rispetto alla quale è doveroso a sapere dalla Cina come è andata la vicenda, perché ci stanno raccontando un sacco di bugie. Pretendere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non dica anch'essa altre bugie perché sono amichetti con la Cina, e 3, avere un piano. Tutto questo, mi ricordo benissimo, con soddisfazione, devo dire quanto fui sbeffeggiata per il mio terrorismo, un terrorismo fascisteggiante, va bene. Quando è arrivato dopo un anno in cui abbiamo detto di tutto, di più, appunto tachipirina, vigile attesa, tamponi, e questo e quest'altro, e l'application Immuni, tutto quello che ricorderete che non serviva assolutamente a nulla, in estate, questa è una malattia stagionale e asimmetrica. Come affronti una malattia stagionale e asimmetrica? Sapendo che col caldo diminuisce, e moltissimo, e che poi col freddo ritorna, e controllando questi flussi, agendo nel momento in cui, in un certo modo, nel momento in cui sei più tranquillo. Che vuol dire asimmetrica? Asimmetrica vuol dire che nonostante tutti i numeri articolati e spesso artefatti e le percentuali che ci propinano, questa malattia colpisce in modo pericoloso, nel senso di pericolo di morte, o persone sopra i 75, dico io addirittura, se non gli 80, e persone più giovani che soffrano di qualche malattia cronica o acuta già in sé grave. Dico il diabete, per esempio, dico problemi cardiovascolari, ma il diabete prima di tutto, e così via. Problemi di sistema immunitario. Ecco, già aver isolato queste due caratteristiche della popolazione. Poi ci sono cose più raffinate che non ci dicono, e quando le citi ti prendono in giro. Eppure è vero, c'è un test, per dirvi quanto la ricerca avrebbe potuto essere diversa. C'è un test sviluppato in Inghilterra che è partito dal presupposto che a certi virus non tutti rispondono allo stesso modo. Bene,
Viene fuori ed è stato ritenuto attendibile che una persona su 6 è sensibile in modo forte a questo virus, quindi sarebbe stato necessario sperimentare e introdurre sul mercato un test di questo genere. Non ci hanno pensato neanche, non avrebbe reso squattrini, scusate se ve lo dico, non avrebbe reso quattrini. Poi è arrivato Super Mario e Super Mario l'abbiamo accolto tutti con grande gioia, perché peggio di Conte non poteva essere, peggio di Conte e Arcuri non poteva essere. All'inizio diciamo peggio di Conte, Arcuri e Speranza non potrà essere, invece Speranza ce lo siamo ritrovato di nuovo, e questa è una cosa che vi dovete ricordare sempre: la conferma di Speranza è la conferma di una linea, non c'è niente da fare. Sì, è arrivato Figliuolo, dicevamo, che ha organizzato tutto. All'inizio era una campagna graduale e ragionevole, con l'estate siamo arrivati ad essere abbastanza tranquilli. Nel frattempo la malattia è tornata e non era stata in alcun modo affrontata, né con nuovi ospedali, né con nuovi posti letto, né elaborando delle terapie domiciliari degne di questo nome, né sforzando le case farmaceutiche a migliorare questo vaccino, a renderlo più plasmato anche su tutte le mutazioni possibili. Questo è un virus che ha infinite mutazioni. Vedete, quando hanno fatto il vaccino alla poliomielite, l'hanno testato per 8 anni prima di introdurlo sul mercato. 8 anni prima di introdurlo sul mercato. Il vaccino del morbillo, che pure è stato testato a lungo, è lo stesso da sempre, nei secoli fedeli, come i carabinieri, non muta mai. Quindi quando hai trovato un vaccino, l'hai trovato, ma l'imbroglio è stato quello di dire, poi mi fermo, andiamo un po' avanti con Claudio. Ti do il cambio. Sì. L'imbroglio qual è stato? Raccontare la immunizzazione. Quante volte la sentite questa parola in televisione? Siete immunizzati. A casa mia immunità vuol dire che non mi viene più, qualunque cosa sia, anche un giradito. Invece non è così. Dove è stata la gravità? Non parlare chiaro, non comunicare, non dire questo abbiamo e questo usiamo, ci stiamo attenti, lo usiamo solo sulle persone che ne hanno realmente bisogno, anziani e fragili, e vediamo che cosa succede, perché nel frattempo chiediamo alle case farmaceutiche di comportarsi in maniera più responsabile. Non ci prendiamo tutto a scatola chiusa. Se tu ti sei comprato lo stesso vaccino in tutte le dosi possibili e immaginabili e l'hai messo in magazzino, perché la casa farmaceutica lo dovrebbe verificare? Perché la casa farmaceutica dovrebbe mettere in campo la ricerca di altre cose? Ti ha venduto quello e ti prendi quello e ti vende quello e continuerà per il momento a venderti quello. Anche perché, e qui arriviamo all'aspetto di chi ci guadagna. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Allora Amedeo, dimmi mio, ti organizzo le feste perfette. A Natale cenone, 26 il brodo e a Capodanno il codechino con le lenticchie. Esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi, Capodanno con noi. Bella questa. Bello. Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, dal 1 gennaio al cinema. West Side Story. Voglio essere felice qui. È l'evento cinematografico. Voglio crearmi una vita, una famiglia. Diretto da Steven Spielberg. Se vai con lui, nessuno ti perdonerà. Con le musiche immortali di Leonard Bernstein. La vita è importante, perfino più dell'amore. West Side Story, dal 23 dicembre al cinema. Tutti conosciamo la Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Biandinotte 2, le origini, dal 30 dicembre al cinema. Allora, una cura viene venduta soltanto a chi è ammalato. Il vaccino, dal punto di vista economico, per chi lo produce è perfetto, perché deve andare a tutti. Perché deve andare a tutti? Perché bisogna avere l'immunità di gregge, vale a dire che se tutti siamo vaccinati, ecco che nessuno si contagia più. Questa l'avete sentita, no? Ma non basta, ma non è che tutti, basta
e iniziavano 50%, 60%, perché dicono: dato che in molti l'hanno avuto e quindi sono guariti, e chi è guarito non la riprende più la malattia, a questi si sommano quel 50-60% che sono vaccinati e arriviamo vicini a quei livelli del 70% o qualcosa di simile, tale per cui quando uno è infettato trova intorno a sé soltanto persone immuni o più probabilmente persone immuni e muore lì. Cioè il discorso dell'immunità di gregge normalmente è quello, cioè vale a dire arriva uno che è infettato, no, per motivi suoi, ma intorno trova, si incontra con 10 persone, queste 10 persone sono 6 sono guariti, 4 sono vaccinati e quindi il virus non riesce più a propagarsi e muore lì. Motivo per cui quando si fanno le campagne di immunizzazione si considera la malattia eradicata. Avevano taciuto questo piccolo problemino, che chi è vaccinato può rinfettarsi. Ma proprio un dettaglietto, un cicinin, come si suol dire. Cos'è la differenza? La differenza è molto semplice, che se chi si è vaccinato può reinfettarsi, l'immunità di gregge non ce l'avrai mai. Mai. Allora adesso qualcuno sta cercando di dire, qualcuno la beve pure, che però se noi vacciniamo tutto il mondo, e in quel momento questo della casa farmaceutica, quando sente vacciniamo tutto il mondo, 1, 2, 3, 4. Sì, ma già solo vaccinando tutto il mondo in quel momento egli prova sensazioni profonde, mettiamola così. Ma capite che è un'enorme cretinata, perché praticamente tu dovresti dire, supponendo che funzioni, perché adesso poi ti hanno detto il particolare che scade dopo 3 mesi, dopo 3 mesi uno si può, ma va bene, che tu contemporaneamente devi vaccinare tutto il mondo, cioè tu schiocchi le dita, tutto il mondo vaccinato ed ecco che siamo a posto. Ma sei matto? Ma secondo te vai in India, vai in Cina, vai in Africa a inseguire la tribù contemporaneamente? Cioè noi per arrivare dove siamo, vaccinando a piena capacità, quindi 500.000 dosi al giorno, ci abbiamo messo mesi per arrivare all'80%. Voi capite che mentre fai questa cosa, i primi sono già scaduti e quindi dovresti ricominciare dai primi e tu non riesci a arrivarci nemmeno vicino a questa cosa in nazioni organizzate e ricche come sono quelle occidentali e tu pensi di andare a immunizzare tutto il mondo. Ora che cominci a immunizzare tutta l'India, che sono 1,8 miliardi, qualcosa del genere, cioè non hai appena ancora iniziato a chiamare la A, per dirla, che già all'Allan, il primo che era stato è già scaduto e quindi si può reinfettare. Ma allora mi pare evidente che ci state pigliando in giro. Il soggetto che cos'è? Il soggetto sono 2 soggetti. Il primo soggetto è quello che presenta come verità assolute una verità che evidentemente ha più facce. E qui, per esempio, il primo che mi viene in mente è tale signor Locatelli, braccio armato di Speranza, capo del CTS. Quello, giusto per dirvi anche qui come vanno le cose, avete presente la polemica sul rinnovare lo stato di emergenza? No? Allora, lo stato di emergenza, che fra un po' arriva a 2 anni, no? Perché 31 dicembre arriva a 1 anno e 11 mesi, poi dopo è stato proclamato il 30 gennaio del 2020 e per legge attuale tu non puoi allungarlo per più di 2 anni, che anche lì lo stato d'emergenza dura al massimo 12 mesi, per capire come hanno scritto le cose. Lo stato d'emergenza dura al massimo 12 mesi
rinnovabile al massimo per altri 12 mesi. Già che c'eri, scrivevi 24 ed eri a posto, ma no, cioè evidentemente là all'epoca c'era qualcuno, no, che pensava che fosse intelligente scriverlo così. Però in una maniera o nell'altra arrivi a 24 mesi. Bene, il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, quindi questi bei signori che decidono della nostra vita, immaginate come si sentono intossicati di potere. Cioè Locatelli, lo vedete, quello che è così, no? Questa voce qua. Probabilmente lo pigliavano in giro, credo, qualcosa del genere da ragazzino, immagino, gli sono vicino, insomma, è una brutta cosa il bullismo. Io non so la sua storia da giovane, però è possibile che probabilmente sia stato oggetto di atti di bullismo, no? Da parte degli scoiattoli dell'idroscalo. Comunque, e non capisco perché magari invece adesso pensa di rivalersi sulla popolazione dicendo balle, perché Locatelli va in televisione e in un ruolo così importante come quello dice balle. L'ultima, che non so, tanto perché vi ricordate, dite in Italia nessun vaccinato sotto i 60 anni va in terapia intensiva. Ma scusa, ma se arrivano fuori delle tabelle, che anche su quelle io ho qualche dubbio, ma va bene, le manda fuori Speranza, quindi non è che le mando fuori io, le tabelle dell'Istituto Superiore di Sanità, dove c'è l'elenco di tutti quelli vaccinati e non, che sono deceduti, finiti in terapia intensiva e così questo tipo, ma non le leggi. No, lui va in televisione, va in conferenza stampa a dire delle cose false. Ma capite che quando uno comincia a mentire sulla salute poi non c'è limite su dove andrà. Non c'è limite. E quindi questo... Sì, ma poi vedete che il problema però è uno, perché cosa succede? Io devo guardare quelli di casa mia. Se io allargo la visione, trovo che le bugie vengono dette a cascata in tante parti del mondo ed è la cosa che mi preoccupa. Io quando ho visto il discorso di Biden, quando ha detto che bisognava obbligare tutti i lavoratori statali a vaccinarsi, ho avuto paura. Perché anche lui diceva delle cose non vere e lo diceva con l'assertività e la forza che può avere la persona più importante del mondo, vale a dire il Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi, se de minimis un Biden non ha problemi a dire delle cose non vere, perché questi discorsi che vi ha fatto prima Maria Giovanna, vale a dire è una malattia asimmetrica, quindi è grave per qualcuno, non è grave per un altro. E invece Biden cosa vi diceva? Vaccinate i bambini. Perché devi vaccinare i bambini? Non ha senso. No, perché devi vaccinarlo perché sennò c'è l'immunità di gregge. Ma se vi ho detto prima che l'immunità di gregge non c'è, quindi tu stai facendo una roba che non ha senso, né dal punto di vista della protezione individuale, perché il vaccino deve essere visto a questo punto come una protezione individuale, vale a dire ho 70 anni, ho dei problemi asmatici, no? Ho l'asma, no? Così di questo tipo, se mi arriva il Covid probabilmente me la vedo brutta, a quel punto faccio il vaccino contando sperabilmente di avere dei sintomi più lievi, no? O qualcosa del genere. Perfetto, è una protezione individuale, ma la protezione individuale non ha quella valenza collettiva che invece ha il vaccino, vale a dire te la devi fare tu anche se non vuoi, perché così facendo salvi quegli altri. Ma se l'immunità di gregge, abbiamo detto per quello che vi ho spiegato prima, non funziona, in realtà io sto obbligando un altro a fare una cosa senza motivo. Però a un certo punto dici, altro argomento, sì, io magari lo sto forzando, lo sto obbligando, ma in realtà gli faccio un piacere perché così facendo evito che questo qui che irrazionalmente non vuole fare il vaccino vada in terapia intensiva, muoia o similari, e così facendo è bene per la collettività perché così l'ospedale è più vuoto e quindi chi è malato di infarto lo trova sgombro e quindi pensa che meraviglia. E poi ci racconterà Maria Giovanna quanto è vero che gli ospedali sono pieni di malati di Covid e quindi il povero
malato di tumore non può perché le terapie intensive sono piene, al 5% in questo momento. Ma se è così però, una fascia della popolazione che in terapia intensiva non ci va, come quella pediatrica, come i bambini, ma perché li stai andando a inseguire? Per che motivo? L'unico motivo può essere semplicemente perché, innanzitutto, così facendo io estremizzo il controllo sulla popolazione, il dominio. Nel momento stesso in cui io ti costringo a portare il figlio, in quel momento è altamente simbolico, perché sto facendo vedere che io ho il controllo sulla tua vita e su quello che tu hai più caro. E quando io ti porto poi il figlio per sottostare al rito, perché praticamente ormai stiamo facendo così, chi vuole esercitare questo controllo è contento, ed è sinceramente una fissa di una certa parte della sinistra, da Bibbiano in giù penso che forse avete capito che sempre lì vanno a parare, sul controllo del bambino. No? Ma una volta fatto, per chi invece guarda l'aspetto economico, ma vi rendete conto la miniera d'oro di un bambino che devo vaccinarlo, perché tutti devono vaccinare, quindi sono milioni di clienti in più rispetto a prima, milioni di clienti in più e per tutta la vita. Perché a quel punto se io comincio adesso e poi figurati, tanto è andata bene, fra 6 mesi il coso cambia la variante, poi magari c'è la variante che tocca particolarmente i bambini, ma avete notato che appena è saltata fuori la famosa variante Omicron di cui nessuno sapeva assolutamente nulla, cioè abbiamo 3 contagiati della variante Omicron in Italia, uno è sto dirigente lì a Caserta e gli altri 2 sono i familiari, subito è una variante che colpisce in particolar modo i bambini. Ma ragazzi, ma pensano che qua dormiamo? Se non sai niente, se non è arrivato nessuno, se te l'ha detto il sudafricano il giorno prima e tu fino al giorno prima non sapevi neanche che cazzo fosse la variante Omicron, ma se esci fuori dicendo la variante che colpisce i bambini, ma credi che c'ho scritto fesso in testa e non significa che stai rivelando semplicemente cosa sono le tue intenzioni? Le tue intenzioni sono mettere le tue zampacce sui bambini. E io, scusate, una cosa ho detto, la mia posizione è minoritaria e lo sapete perché in tanti pensano che invece vada benissimo, hanno il Green Pass e quindi sono tutti contenti, a Como 94% vaccinati e quindi chi se ne frega del 6% perché non hanno ancora capito che non è quello il problema. Ecco, poi vedete che secondo me aumenteranno, no? come percentuale. Però fatto sta che in ogni caso una posizione minoritaria, nei partiti cercare di far prevalere le posizioni minoritarie è sempre abbastanza difficile. Io a questo punto, visto che tanto non si riusciva a fermare questa valanga in nessun modo, poi se volete vi racconto cosa ho cercato di fare in Parlamento senza avere particolare successo, ma qualcosa l'avete visto, ho detto guarda, l'unica cosa su cui bisogna non cedere, ma a costo di qualsiasi cosa, è la questione dell'obbligo per i bambini, cioè far includere i bambini qua dai 5 anni nei Green Pass in questo meccanismo. Io non lo so, perché io immaginavo che nemmeno gli over 12 avrebbero dovuto essere coinvolti, e invece sapete che col Super Green Pass, col fatto che in ogni caso adesso è obbligatorio il Green Pass anche per avere i mezzi pubblici, ragazzi, questo diventa un obbligo de facto anche per gli over 12, perché sennò con cosa vanno a scuola? Sì, chi può li porta, chi può li porta e si organizza, ma sapete che in tanti non possono e fanno fatica. Prima per andare alla pizza con gli amici o cose di questo tipo si poteva fare il tampone, e adesso non possono più. E quindi a quel punto sono a questo punto è come indicarli, è come discriminarli direttamente. Non vieni alla cena di Natale? Secondo me quello lì non me la conta giusta.
Voi capite bene che è uno scivolo vergognoso, però se c'è un livello dove a un certo punto non esiste più, secondo me, nessun limite politico di convenienza, il Presidente della Repubblica, stiamo zitti fino a che non c'è il Presidente della Repubblica perché così, è quello dei bambini. E io purtroppo non sono riuscito a fermare il resto, ma almeno questo spero di riuscire a fermarlo, perché sennò è un problema per tutti. No, attenzione, non facciamola semplice, non è che per via del Presidente della Repubblica, è uno dei tanti motivi, cioè allora la Presidenza della Repubblica è una cosa molto importante, perché tanto per dirne una, dalla Presidenza della Repubblica discende la Corte Costituzionale, perché 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica. Quindi ogni volta che noi vediamo una cosa e strilliamo, è incostituzionale! Noi possiamo strillarla, ma è una delle tot opinioni che ci sono in giro. Quello che decide se una cosa è costituzionale o no, quindi quello che consente che la nostra carta, che è quella che dovrebbe servire a tutelare le minoranze, perché la Costituzione a quello serve, a fissare dei principi irrinunciabili, tali per cui non è che la maggioranza si sveglia al mattino e dice che tu poi perdi il diritto di voto o similari. No, ci sono dei principi che tu non hai più il diritto di parlare o similari, sono dei principi che sono saldi nella Costituzione. Ma questi principi devono essere sanciti da una sentenza se qualcuno pensa invece di interpretarli in un'altra maniera. E quindi il Presidente della Repubblica, da cui discende la Corte Costituzionale, da cui discendono la possibilità di firmare o non firmare i decreti, è molto importante. Ma non ci sono solo quei motivi, alcuni non li so neanch'io. Cioè non è che io so tutto, cioè scuote a testa, perché a un certo punto quello che uno dice, io a un certo punto ho detto non cercate di venire a convincermi che è il caso di uscire dal governo, perché io ogni tanto vedo della gente che ha pensato su e dopo che ci ha fatto questa bella pensata ha detto secondo me devo spiegare a Borghi che stare al governo non è poi una cosa molto positiva e allora tutto quello che vedete voi vedo anch'io, per cui no, senza dubbio, quando uno si schiera e poi sarà giusto avere sì, la provincia. No, ok, adesso sì, andiamo, poi dopo facciamo il dibattito però, perché se no, però ecco, tenete presente una cosa. Ognuno poi le responsabilità se le prende, cioè vale a dire se il partito fa determinate scelte o non ha fatto determinate scelte, poi il giudizio sarà quando si arriverà alle elezioni, Cioè, quello sarà. Ho capito, troppo tardi, ma nel dimentre però funziona così. Nel dimentre funziona a decreti, Corte Costituzionale e maggioranze. Per cui, un attimo, lascio alla... Voglio dire 2 o 3 cose poi che vediamo penso anche io come su e questo argomento. perché. Io non ho lo stesso tipo di doveri e di obblighi che ha Claudio Borghi e dico liberamente quello che penso. Quello che penso è che di questa storia dei vaccini non si può parlare non partendo dall'assunzione di responsabilità individuali, nel senso che scherzando, neanche scherzando, uno scherzo macabro, si racconta dell'epoca del nazismo, che era un'epoca in cui c'erano dei volenterosi carnefici, nel senso che non sarebbe stato possibile se quasi tutti i cittadini tedeschi non si fossero identificati in questa cosa. Perché uso questo paradosso? Per dire che se da parte degli italiani, rispetto alle clamorose bugie e alle assenze di spiegazioni che sono state fin dall'inizio fornite, ci fosse stato un minimo di schiena dritta in più, noi non saremmo in questa situazione. E io questo ve lo devo dire con tutta la sincerità che mi serve, perché io ho scelto chi rappresenta. Allora,
fatemi fare il discorso politico come lo faccio io, brutale. Il 3 di febbraio io mi sono messa su Twitter un tweet fissato, ho detto un partito responsabile e importante come la Lega non poteva restare fuori da un governo cosiddetto di unità nazionale per molte ragioni. A noi la libertà, a noi tutti, la libertà di criticare Super Mario quando e come ci pare, perché di libertà siamo stati fin troppo privati. Questo era e resta il mio punto di vista. Io lo ritengo un governo alla prova di cos'è, quasi un anno, era febbraio, un pessimo governo che è partito in maniera interessante perché veniva dopo un governo per cui non trovo un aggettivo per dire quanto schifo facesse il governo precedente, e di tutto questo reca responsabilità il primo cittadino italiano, cioè il Presidente della Repubblica, che si è ostinatamente negato a fornire la possibilità di votare agli italiani. Cioè mettiamo le cose mi piace catalogarle per bene, partiamo dalle responsabilità. La prima responsabilità è quella di un Presidente della Repubblica che si è letteralmente arrampicato sugli specchi, che ha inventato che in questo paese per via del Covid non si potesse votare, quando si è votato ovunque, dovunque e comunque. 1, 2, 3, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, chi vi pare, hanno votato tutti, non abbiamo votato solamente noi. E peraltro le elezioni amministrative si sono tenute, quindi come si sono tenute quelle amministrative si potevano tenere le politiche. Le campagne elettorali ormai durano un mese, quindi balle. Le vicende degli ultimi anni, a partire dal 2018, recano la responsabilità del Presidente della Repubblica attuale, del quale ora si vorrebbe prolungare il mandato. Dentro questo governo i ministri sono stati scelti direttamente da Mattarella e da Draghi, e questo lo sostengo io, poi i segretari di partito possono dire se è vero o non è vero. I segretari di partito non hanno potuto minimamente intervenire. Berlusconi aveva detto, ne cito una, mi raccomando non la Carfagna, e la Carfagna è stata il ministro principale appena scelto. Mi raccomando no Brunetta, e c'è Brunetta, e così via. Ad alcuni non è stato neanche chiesto, no, perché queste cose bisogna che le mettiamo in ordine, in elenco, perché fanno parte della cornice. I ministri scelti sono tutti quanti draghiani, draghisti, draghetti, chiamateli come li volete chiamare. Questo ha creato un qualche squilibrio anche con il resto del partito. Ci sono partiti più disciplinati come la Lega, più legati al territorio come la Lega, in cui comunque il leader resta leader come la Lega, e gli scossoni vengono in qualche modo riassorbiti. Ci sono partiti scapigliati per quel che resta come Forza Italia, in cui una cosa dice Berlusconi, una cosa dice lo staff di Berlusconi, una cosa fa Mediaset, una cosa fa il Parlamento, una cosa fanno i ministri. È sotto gli occhi di tutti. Quindi quando lei dice che non ci sono, i governatori si sono messi una paura fottuta e hanno deciso di fare i talebani, per cui quello che faceva all'inizio De Luca, poi lo faceva Bonaccini, poi si è svegliato una mattina terribilmente incazzato Toti, poi ha deciso, cosa posso dire di più cattivo? Stamattina c'è un'intervista di Zaia che fa titolare alla Stampa nelle mie ASL, naturalmente questo è il titolo, non sono le parole precise di Zaia, però nelle mie ASL niente tamponi ai Novax, linea dura, è una vergogna che il 25% non abbia ancora finito di vaccinarsi. Ecco, la confusione dettata dal casino provocato dal Covid è questa, ed è una confusione pericolosa. È per questo che è pericolosa questa politica del Covid, è per questo che è pericoloso lo stato d'emergenza, è per questo che è pericoloso dire teniamoci ancora un anno Mattarella perché così si finisce la campagna del Covid. È tutto sotto un ricatto del pensiero unico, rispetto al quale è inutile, mi creda. Un partito per esempio come la Lega, che ha scelto di stare al governo cercando di fare un po' di barricata, qualche risultatino, dico sia chiaro, portandolo a casa nei temi di economia soprattutto, qualche cosa bloccandola come il DDL Zan, queste poche cose che è riuscito a portare, neanche quelle ci sarebbero state in un governo senza la Lega. Non è piaciuto ai suoi elettori? La Lega ne risponderà. I sondaggi dicono che ha perso una quantità enorme di voti, bene, sarà suo compito decidere quando uscire da questo governo, a che punto.
magari gli darà un appoggio esterno, così sarà libero di fare quello che gli pare, magari li manderà a quel paese e vedere se questo recupera il rapporto con gli elettori. Ma ci si è trovati in un cul-de-sac, in una posizione impossibile, dettata dal terrore imposto del Covid. Il resto sono balle intorno al Covid che gira tutto, mi dovete credere. Allora, qualche esempio di vita vissuta rapidamente. L'altro giorno io vado in televisione. Ci campo anche con la televisione perché io vivo del mio lavoro e quindi ho un contratto con Mediaset e faccio delle partecipazioni anche alla 7 perché per la 7 sono il fiore all'occhiello della loro democrazia, no? Quanto sono bravi a chiamare anche me. Naturalmente non vado da Formigli e non vado neanche da Floris, io vado la mattina da Mirta Merlino. L'altra mattina, non crediate che la situazione dall'altra parte sia più semplice. Il 3-1, 4-1 vale ovunque in Italia perché la maggioranza è trasversale. Allora, c'è questo medico che si chiama Galli, che è uno di quelli dotati di grande arroganza e di grande prosopopea, nel senso che hanno assunto in questo anno e mezzo un ruolo di sacerdoti della patria straordinario, e si presenta una signora, poverina, che dice di avere un tumore molto grave e che sono mesi che la tirano avanti e indietro perché non ci sono, dice lei, perché io non posso avere diritto a operare il mio tumore perché i letti degli ospedali sono pieni di non vaccinati. Mamma mia. E quindi parte una roba di povera donna, colpa dei non vaccinati che riempiono le unità intensive, eccetera. Io dico scusate, a un certo punto, in genere quando vado all'aria che tira la mattina Claudio Borghi mi segue e mi scrive dei tweet di WhatsApp che trasudano sdegno. Digli così, digli colà, questi. E io dico scusate, allora io dico scusate, ma le unità intensive sono vuote. Al 6% sono piene. Perché lei non può essere curata, ricoverata, operata e curata? Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Perché? Perché è così da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo non vengono curate le persone che hanno altre malattie che non siano il Covid, perché sono stati tutti, sia i letti che i medici, dirottati su questo e dirottati sui vaccini. Ma questo è lo scandalo, non che ci siano degli ammalati ancora. Interviene Galli e dice no, non cominciamo a confondere le acque, non cominciamo a dare false informazioni. Ascoltate, noi siamo in una situazione di galleggiamento, quindi anche se le unità intensive sono piene solo al 6%, noi teniamo a disposizione molti più letti e molti più medici solo per il Covid, perché da un momento all'altro potrebbero aumentare. Capito? Il piano pandemico, Il piano pandemico è questo. Il piano pandemico è questo, quindi dice, e poi mentre stavo sempre lì mi scrive sempre un medico, amico mio, e dice ma guarda che non è solo questo, è vero questo, è vero che i letti sono riservati, ma è vero anche che è perché valgono molto di più, cioè
in termini di denaro valgono molto di più, e poi ricordati che medici e infermieri sono tutti dirottati ora nella riorganizzazione della terza dose. Ne aggiungo una molto personale. Mio papà ha problema all'anca, come tante persone anziane. Si prenota per l'operazione. Passano i mesi e non succede nulla. Chiama all'ospedale per sapere come è messo. Chiama, non sappiamo. Chiamo io, ma non per dire fallo passare davanti, non ci penserei mai. Sapere che diamine succede, perché il suo problema ovviamente è il problema di tutti i cittadini, no? Allora capire dove vanno le cose. Risponde il direttore dell'ospedale. Sa, qui non abbiamo proprio personale. Ma perché non avete personale? Specializzandi, anestesisti, così. Tutti a fare vaccini, guadagnano 10 volte tanto. Ci sono degli specializzandi neolaureati che noi magari utilizziamo per dare una mano, cose di questo tipo e similari, guadagnano subito 7.000 euro al mese. E quindi i bambini. E poi dopo dicono che è colpa del Novax. No, il posto all'ospedale non c'è perché è colpa della vaccinazione a tappeto, non per altro. E quindi, insomma. A proposito di schiena dritta, bambini e adolescenti. Gli adolescenti ormai si stanno vaccinando tutti. I bambini si riuscirà probabilmente a evitare qualunque obbligo, ma verranno additati quelli che non si sono vaccinati. Chi se non i genitori hanno il diritto e il dovere di dire no? Chi se non un padre o una madre ha il diritto di dire no, mi dispiace, io l'impegno, la responsabilità rispetto a un vaccino, le cui conseguenze a medio e lungo termine non conosco e non conoscete neanche voi, non le prendo, perché la mia vita è di un certo tipo, quella di mia madre è di una certa durata, quella di mio figlio mi auguro che sia lunghissima, e io non gli inoculo qualcosa che non conosco fino in fondo. Ma se questo non avviene, con chi ce la vogliamo pigliare? Naturalmente ci sono delle giustificazioni, che sono, ripeto, la campagna di terrore che si è instaurata nel paese. Ma siccome ora il re è abbastanza nudo, ed elenchiamo le ragioni per cui il re è nudo. Monodose Johnson non serve, bisogna fare il rinforzino e poi anche la terza dose. Green Pass. Ma i giornali sono tutti con loro, i giornali sono tutti con loro, gli amministratori locali sono trasversalmente con loro. Non è uno sforzo sanitario, politico-sanitario di bassa intensità, è di altissima intensità. Ed è per questo che bisogna avere chiare, inchiavardate nella testa, alcuni principi guida che dovrebbero sempre accompagnare un cittadino democratico, cioè no, lì ti devi fermare, tu non puoi far entrare a lavorare dalla settimana prossima uno che ha il Super Green Pass perché ha fatto il vaccino e si sta facendo la terza dose, e un altro che non ha fatto il vaccino. Lavoriamo a questa distanza tutto il giorno, e poi a mensa uno ci va e l'altro non ci va. Questo non può esistere. Tu non fai la cena aziendale di fine anno discriminando alcune persone. E sapete che cosa sta succedendo? Che questi ipocriti hanno detto dobbiamo salvare il Natale. Sintonizzatevi con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che pure se lo merita perché è stata zitta, perché perdonatemi, io mi sono anche un po' stufata del piove governo ladro. Allora, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi mi scrive ogni giorno, se scrive a me scriverà a tutti, anche i politici, gli altri giornalisti, dicendo abbiamo avuto 200 disdette, abbiamo avuto 150 disdette, provincia per provincia. La prima che mi ha scritto è la Presidente della Federazione dei Pubblici Esercizi di Trieste. Dice qui tutte le cene aziendali vengono disdette. Perché?
perché soprattutto nelle piccole e medie aziende il padrone non se la sente di farla con i lasciando i non vaccinati a casa, cioè non la fa questa discriminazione. Naturalmente al padrone dell'impresa bisognerebbe chiedergli come mai poi si è espresso in modo entusiastico sul Super Green Pass, perché la coerenza andrebbe ogni tanto anche perseguita e richiesta e rivendicata. Per cui questi cosa fanno? Disdicono, non si fanno cene aziendali. Sì, risparmieranno anche i soldi, però in un'azienda, ed è giusto in questa fase anche risparmiarli, però siccome l'economia si muove con queste cose e qua non si muove niente, non si muove un piffero, loro hanno detto che volevano salvare il Natale, loro non lo salvano, centinaia, migliaia di disdette negli alberghi, che siano italiani che siano stranieri. Gli stranieri perché se sono spaventati gli italiani, perché non si dovrebbero spaventare gli stranieri? E poi tutti questi limiti e le mascherine, ci sono paesi nei quali la mascherina all'aperto non l'hanno portata mai e non intendo venire a portarla in Italia. E quindi anche dal punto di vista del dobbiamo salvare il Natale, veramente è una balla. Allora io perché dico queste cose? I posti letto che sappiamo che vengono in realtà tenuti da parte, i sanitari che vengono obbligati a far vaccini anziché a fare il loro lavoro, il Natale che non è salvo manco per niente perché appunto i riti del Natale non possono essere fatti. In quale cena di Natale di ristorante una famiglia allargata come quelle che si ritrovano a Natale o un gruppo di amici non avrà almeno una o due persone che non hanno il Super Green Pass? E quindi non ci va nessuno. Pensate all'economia, non sto dando nessun giudizio di merito, sto parlando dell'economia, turismo, ristorazione, bar, o te lo prendi di corsa così il caffè o non ti puoi sedere, o dice no, ti puoi sedere all'aperto, che sotto la neve viene benissimo, vero? Sotto la pioggia, sotto la neve viene benissimo. Allora, perché faccio questi esempi? Ne potrei fare molti altri, delle bugie clamorose che vengono dette, perché a questo punto noi abbiamo una sola possibilità, che è quella di resistere, controbattere e negarsi all'idea che si debba fare un richiamo di vaccino ogni 6-8 mesi. Ora, adesso hanno ridotto il pass a 9, tra un po' dovrà essere a 6 o a 5, perché gli stessi, man mano che si avvicina la fine delle sperimentazioni, man mano che le aziende sono costrette a tirare fuori i dati, perché Pfizer ci ha provato a dire tra 50 anni, ma il sistema americano è uno strano mostro che ha parti che funzionano, così come a Biden gli ha risposto Picchi la Corte Suprema, gli ha detto non se ne parla nemmeno, tu non le fai queste cose, perché la Costituzione nostra è chiara su questo, la nostra evidentemente è meno chiara, oppure c'è meno gente che decide di applicarla, ma man mano che è chiaro che la Pfizer ha già cominciato a dire che l'effetto scende da 80 a 40 dopo 3 mesi. Di che stiamo parlando? Chi è immune da che? I tamponi. I tamponi ci hanno aggravato per quasi un anno e mezzo con questi tamponi senza i quali non si viveva. E i sondaggi, il lunedì ci sono meno contagiati, ma perché si sono fatti meno tamponi, avete presente? E l'RT, adesso il tampone fallisce nel 20-30% dei casi. Cioè io che mi faccio un tampone un giorno sì e un giorno no, perché questa è la media, questa settimana per una questione di ore me ne devo fare in 2 giorni 3, perché un'ora prima, un'ora dopo. Io che faccio questo, io sono pericolosa e non chi si è fatto magari a marzo la seconda dose e va in giro credendo di essere libero e bello, ingannato 2 volte dallo Stato, ingannato perché è anche convinto di essere immune non è, e magari contagia quelli intorno a lui e contagia anche me e non io, perché io ho testato ogni 48 ore, non solo per obbligo, non solo non sono contagiosa, so se sono contagiosa, ma se sono contagiosa ho la possibilità da persona evoluta di andare all'ospedale per le malattie infettive di Roma, allo Spallanzani, quello dove sono andati i primi 2 cinesi contagiati e dove c'è un'equipe di tutto rispetto, e farmi fare la terapia con i monoclonali. E come ha dichiarato l'altro giorno uno che lavora molto e va poco in TV, il direttore dello Spallanzani, Vaia, se viene qui qualcuno che ha contratto da meno di 96 ore il virus e quindi il virus non è ancora arrivato ai polmoni, gli facciamo l'infusione di anticorpi monoclonali, 2 ore in osservazione e va a casa. Ma questi anticorpi monoclonali sono stati usati, che produciamo noi peraltro, sono stati usati al 9% e stanno per scadere tutti nei magazzini e nei depositi degli ospedali. E chi rivendica di averli usati moltissimo, cioè Genova, l'ospedale di San Martino di Genova dice di averli usati al 22%. Perché?
Perché? Allora, il discorso è che la realtà, questa è la mia come posso dirvi, quello che io mi auguro, il mio auspicio. Da una parte io avverto il grandissimo pericolo, che è quello per cui lo stesso tipo di società che ci voleva non ci voleva far dire Buon Natale quest'anno. Io non sono credente, ma io dico Buon Natale. E l'altro giorno un mio amico che è islamico, non credente, ha detto: ma io abito qua da 30 anni, sempre Buon Natale. Ho detto: che devo dire? Cioè, il ridicolo, no? Ma dietro questo ridicolo si nascondano cose serie e gravi. No, Buon Natale, non Mary, non John, io mi chiamo Maria Giovanna, non mi potevo chiamare più praticamente. L'innominata. Né l'una né l'altra. Né l'una né l'altra. Io rovinata, una donna rovinata, l'anonima. Avresti dovuto chiamarti Maria Giuseppe, a dire la verità. No, ma infatti l'altro giorno ero a un incontro, a una presentazione di un libro con Matteo Salvini, è arrivato e mi ha detto: ciao Monica. Dico: come Monica? E dice: beh, hanno cambiato il nome, non si può dire più Maria Giovanna. Allora, voglio dire, quelli che buttano giù le statue dei padri fondatori, dei fondatori della Repubblica degli Stati Uniti, di Cristoforo Colombo, che eliminano Shakespeare o Cicerone o Ovidio dalle lezioni nelle università, gli sono gli stessi che volevano il gender fluid, sono quelli che l'eutanasia sì perché per quella conta l'individuo, l'utero in affitto sì perché per quello conta l'individuo, contemporaneamente io non posso scegliere se vaccinarmi o no. Provate un po' a pensare quanto pericoloso sia questo progetto, Dall'altra parte però avanza un minimo di consapevolezza e non bisogna avere paura di riconoscersela questa consapevolezza. 2 dosi, 3 dosi, qui nessuno sindaca su questo. Io mi auguro che prima o poi si aprirà il dossier, che è come un elefante in cristalleria, degli effetti avversi, collaterali avversi, ma non voglio tirarla a nessuno, assolutamente. Se si fosse seguita la regola che prima diceva Claudio Borghi, che è quella della simmetria della malattia, anche gli effetti collaterali avversi. Oh ragazzi, questi hanno tirato fuori l'Open Day con Moderna, una dose intera e poi hanno detto no, basta mezza. Quando è morta la ragazzina di Genova, Camilla Canepa, si sono provati per mesi a dire che era perché ora aveva una malattia autoimmune, non aveva assolutamente niente. I pericoli di trombosi, l'insistenza a vaccinare le donne incinte, lasciamo perdere, delle cose non lo voglio dire il nome perché poi dopo diceva i paragoni che non c'entrano niente. Allora, concludo, voglio dire, se la consapevolezza che non è immunizzazione, che non parliamo di effetti collaterali avversi, che non hanno sviluppato le terapie, che anche ora che stanno arrivando delle medicine, perché sarebbe stato molto semplice, chi non si vuole vaccinare ricorre alla terapia, chi si vuole vaccinare si è vaccinato e vediamo come gli va. E ora che viene fuori che lo stato di emergenza copre misure economiche insoddisfacenti, ora che viene fuori questa roba del piano di riconversione è una balla clamorosa. No, ma scusa, perché non so, prima mi ero perso via. Lo stato d'emergenza consente al fatto che ci sia il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico, c'è perché c'è lo stato d'emergenza. Esatto. E chi dice che ci deve essere lo stato d'emergenza? Sentiamo il parere del CTS. Esatto. Ma secondo voi? Ma dirà che non serve? Guardate, dirà sempre che serve, no? E questo si accompagna a una censura spaventosa. Allora io l'altro giorno su Instagram ho messo una bella copertina di 1984 di Orwell, che ha avuto riedizioni a non finire. Questa era un'edizione inglese degli anni 80, molto bella. E sotto ci ho messo una citazione di Orwell, che era quella: si poteva uscire solo per lavorare, non si poteva fare null'altro, adesso non lo ricordo a memoria, ma questa era la frase: si poteva uscire solo per andare a lavorare, poi camminare rapidi per strada, tornare a casa e non era possibile ridere, non era possibile divertirsi, non era possibile vivere. E io ho messo virgolettata questa frase, sottoscritto George Orwell 1984 e sopra la copertina, cancellata da Instagram, perché i fact checkers, quelli che verificano la veridicità, ha deciso che io avevo fornito informazioni false. Attenzione, cioè questo vi dà l'idea, cioè George Orwell virgolettato, e la copertina del libro costituiva falsa informazione. Quindi c'è la censura, le bugie, i virologi iscritti al partito del Dio vaccino, i giornalisti iscritti al partito del Dio vaccino, gli editori iscritti al partito del Dio vaccino. Quindi i giornali in questo momento, con pochissime eccezioni, c'è La Verità in Italia, cioè La Verità
e il settimanale che è della Verità e che è Panorama, che questa settimana ha fatto un'inchiesta clamorosa in prima, bellissima di copertina. Questo è, a questo. Poi c'è la 7 che è Televaccino, la Rai che è Televaccino, la Rai e la 7 è anche il Corriere, quindi... 7 il Corriere, certo, è lo stesso la 7 gruppo. che è lo stesso editore, il Corriere, la Rai che è Televaccino e Mediaset che è partito tenendo, come dire, un certo equilibrio, piedi in due scarpe, eravamo 3-2, eravamo 2-3. Adesso la linea editoriale si è stretta e anche se è evitata quella cosa che è uscita nei giornali nei giorni scorsi di una sospensione del programma di Del Debbio e di quello di Giordano per 2 mesi, comunque c'è una stretta tutte le settimane ed è una stretta che stride. Perché? Perché i critici di questi metodi, i liberali in senso lato, sono tutti elettori del centrodestra, con pochissime eccezioni, mentre invece gli illiberali sono tutti elettori di sinistra. È così, non c'è niente da fare, è statistico. Allora che cosa succede? Che la 7, per esempio, fa il suo lavoro di TV commerciale, oltre che politica, perché accontenta gli appetiti e le richieste del proprio pubblico. Mediaset no, Mediaset fa un pasticcio. Mettetevi sui social e io passo la mia vita a difendere le trasmissioni alle quali partecipo, perché perlomeno gli dico posso andarci io, ci può andare Capezzone, ci può andare quell'altro, faccio i nomi faccio Belpietro, faccio i nomi di coloro che comunque parlano, ma c'è una ventata di odio degli elettori di centrodestra contro queste trasmissioni, perché la linea è quella. Vogliamo parlare di Libero? Vogliamo parlare del giornale? Vogliamo parlare del giornale? Quindi sono tutti schierati come col vaccino, senza che qualcuno faccia più il lavoro di giornalista, qualcuno vada a vedere che cosa succede veramente negli ospedali. Com'è? Diciamo, non si può entrare negli ospedali, non ti fanno entrare, non puoi parlare. Allora com'è che sono riprese televisive a schiovere di vecchiette che dicono ho sbagliato a non vaccinarmi, solo io volevo vaccinare? Come mai? Quelle si possono sentire, e se io voglio andare a vedere i numeri la mia fisioterapista ha fatto come tutti i sanitari le sue 2 dosi di Pfizer, una a febbraio e una a fine aprile. Il 1 di agosto si è ammalata di Covid. Quindi maggio, giugno, luglio, 3 mesi. Non l'ho mai vista senza mascherina, cioè sanificarsi in continuazione, una cosa impressionante. Va all'ospedale Santo Spirito di Roma perché non respirava e prima la tengono un'ora in un angolo dicendo è una dei tanti Novax. Lei poi dice Novax, io sono una collega e le ho fatte 2. Quando le hai fatte? Aprile, tardi, da mo' che è passato. Tardi, da mo' che, ve lo dico in romanesco, come da mo' che è passato? Perché lei dice io ho trascorso 3 giorni in unità intensiva, eravamo metà non vaccinati e metà vaccinati. Ecco. Allora bisogna, rispetto alla realtà, alla verità, alla montagna di bugie, fare un lavoro faticosissimo, opporsi, andando a cercare i numeri, contrapponendo i numeri, andando a cercare gli studi stranieri, ma anche italiani. L'altro giorno, ve lo citavo prima, Francesco Vaia, perché Francesco Vaia ha detto in 2 interviste, una scritta, meraviglioso, poi ripasso la parola a Claudio perché questo è divertente. Vedo un titolo di Libero, un'intervista del suo condirettore Pietro Senaldi, Vaia parla e farà impazzire i Novax. O dico, che avrà detto questo di peggio di quello che dicono gli altri? No, veramente Vaia dice, ci sono una quantità di virologi e medici che sono diventati videostar e contribuiscono solo a fare confusione e a fare pubblicità a se stessi. Così comincia la intervista. Poi dice, noi abbiamo curato tantissima gente, ma io non intendo demonizzare nessuno, anche se ritengo utile il vaccino. 3, se ci fosse stato un atteggiamento meno prono verso il Dio vaccino, le case farmaceutiche avrebbero avuto lo sprone a cercare nuove cose. Non sono stati usati colpevolmente i monoclonali, come vi dicevo prima, se somministrati entro 3 giorni guariscono in mezz'ora chiunque, basta che il virus non sia arrivato ai polmoni, perché è lì che parte la cosa grave. Questo ha detto Vaia, e quelli titolano farà impazzire i Novax. No, veramente dovrebbe fare impazzire voi talebani del vaccino. Allora, bisogna avere un atteggiamento di resistenza. L'avevano avuto, io questo libro gliel'ho idealmente dedicato, i portuali di Trieste, che hanno sempre fatto una resistenza pacifica. Guardate, si ricorderà nella storia
del deterioramento del nostro tessuto democratico, il DASPO. Che schifo. Cioè quel poveraccio. Il povero Puzz. Il povero Puzz arriva da solo, mette un tavolino, sono stata a vederlo, Piazza del Popolo, piccolo così, poi mette 3 sedie vuote e ci scrive Bergoglio, Draghi e Mattarella, se mi ricordo bene, per dire siete gli interlocutori che non si presentano a dirmi, perché e si siede, arriva la Digos, arriva l'antiterrorismo, arriva l'antimafia e arriva l'anti qualunque cosa e se lo portano via, gli danno una specie di foglio di via e lo condannano per 2 anni a non mettere piede a Roma. Ma di che cosa stiamo parlando? E allora non c'è che ribellarsi contro questo. La settimana prima invece avevano consentito che arrivassero quelli di Forza Nuova, arrivassero alla sede della CGIL, no? Dopo che avevano detto prima. Però quello lì ancora lì, non è che lui se ne deve andare da Roma, no? Invece se ne deve andare Puzzer. No, ma scusate, vi dico così, vi faccio partecipe di cosa ho tentato, di cosa ho pensato e di cosa penso che si potrà fare per opporsi, perché a quel punto uno dice vabbè, lì in Parlamento ci sei tu e quindi sei quello che in qualche maniera ci deve difendere. Sì, vi devo difendere, ma il problema è che il Parlamento funziona a maggioranza. Cioè, quando arriva una cosa, può essere la cosa più assurda del mondo, ma si fa una cosa formale all'inizio che è la votazione delle cosiddette pregiudiziali di costituzionalità. Di base la chiede un partito, di solito dell'opposizione, perché tanto sanno che è semplicemente perdere tempo, no? Perché se una cosa è stata messa all'ordine del giorno significa che la maggioranza vuol parlare di quella cosa lì. Quindi non è che la maggioranza è matta, cioè mette all'ordine del giorno una roba che poi dopo vota dicendo che è incostituzionale. Quindi io di solito manco partecipo a questi voti perché mi fa venire nervoso, no? Perché in realtà significa che è un'ipocrisia, no? Dovrebbe essere a valle, cioè un qualcuno esterno che fa un controllo di costituzionalità, perché altrimenti una maggioranza che si dà dell'incostituzionale da sola non ha molto senso, vorrebbe ammettere che fa delle cose incostituzionali e non la vedo possibile. Dovrebbe essere il Presidente della Repubblica che non firma, perché quello è il primo vero controllo esterno di costituzionalità di un atto, e poi la Corte Costituzionale, che però ha un piccolo problema: mentre da altre parti si arriva facilmente alla Corte Costituzionale, in Italia alla Corte Costituzionale ci arriva soltanto il giudice, vale a dire ci deve essere un processo, all'interno di questo processo il giudice, sulla base delle cose del dibattimento, come sta andando, intanto però sono già passati degli anni, perché sapete come vanno le cause in Italia. Il giudice ha il sospetto che, ma però forse questa roba qua, questa legge che devo applicare potrebbe non essere costituzionale, e allora manda le carte alla Corte Costituzionale dicendo: qui mi è capitato questo caso, mi dicono di applicare questa legge, penso che non sia costituzionale. Ciao Corte Costituzionale, che ne dici? A seguito di 4 anni dopo che questo processo è fatto, la Corte Costituzionale si pronuncia e, come vi ho detto prima, è composta per 1/3 da gente nominata dal Presidente della Repubblica, Mattarella, Napolitano, per 1/3 nominate dai giudici, quasi tutti di una certa parte, e per 1/3 nominata dal Parlamento, che ne nomina tendenzialmente 2 per la maggioranza, 1 per la minoranza, e quindi quando la maggioranza era di sinistra sapete com'è. Quindi vedete com'è la composizione. Quindi abbiamo dei fulgidi esempi di liberalismo, no? Similari, so, tipo Amato dentro, no? Cioè per personaggini di questo tipo. Ecco. Ora, al momento però quindi arriva una legge, arriva un decreto, e quel decreto va in votazione, no? L'ostruzionismo, fate le barricate, fermatelo perché così, questo tipo, è per la maggior parte cinema.